in regione per il segretario nazionale dell'Italia dei Valori Ignazio Messina. In una serie di incontri ha illustrato le proposte del suo partito volte a sostenere la lotta per la legalità, in particolare nei settori ad alta infiltrazione mafiosa. Proprio su questi temi ha rivolto la sua lectio magistralis agli studenti di scienze internazionali e diplomatiche del Polo Universitario di Gorizia. Il servizio di Maurizio Mervar. A 29 anni sindaco di Sciacca, il più florido centro della costa siciliana meridionale, un territorio in cui la mafia aveva deciso di reinvestire i suoi proventi illeciti. Parte da questa esperienza il cammino politico-sociale di Ignazio Messina, che oggi, a più di 20 anni di distanza, lo vede segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Un uomo che ha fatto della lotta alla criminalità il pane quotidiano. La sua proposta di legge più recente prevede di rendere immediatamente disponibili a fini economici i beni e i capitali confiscati alle organizzazioni mafiose, risorse che andrebbero a vantaggio di regioni e comuni oggi in affanno per i tagli ed il patto di stabilità, ma nel suo intervento anche un forte monito alle aree di confine come la nostra, divenute punti nodali nella rete mafiosa transnazionale. Le aree di confine sono straordinariamente importanti. Alcune proposte: contratto collettivo di lavoro europeo per fare in modo che i diritti dei lavoratori italiani siano analoghi a quelli dei lavoratori degli altri paesi europei. Secondo, una fiscalità europea. Non è tollerabile che l'imprenditore italiano paghi il 44% di tasse mentre l'imprenditore inglese o tedesco ne paghi il 21%, perché sei già fuori dal mercato. La terza cosa: l'Italia deve far valere la sua presenza in Europa per dire che le banche devono erogare credito a non più del 4%. È una vergogna che la Banca Centrale Europea eroghi allo 0,25 il denaro alle banche italiane, che poi lo vendono a cifre elevatissime e impediscono ai nostri imprenditori di poter stare sul mercato. Poi l'incontro con la segretaria regionale del PD Antonella Grimm, cui l'Italia dei Valori ha chiesto un appoggio territoriale nella raccolta di firme per la legge sui beni confiscati alle mafie.